Aveva salutato la fidanzata a Oderzo e stava facendo rientro a casa a Teglio Veneto. Luca Zanon, 30 anni, meccanico, era alla guida della sua auto, un Opel Astra, quando per cause ancora da accertare è finito fuori strada schiantandosi contro la spalletta in cemento di un ponte. L'uomo è morto sul colpo, le lamiere accartocciate, i ricordi di una vita stroncata troppo presto. Luca aveva deciso di sposarsi a breve, avrebbe realizzato il suo sogno, ma all'alba, intorno alle 5, sulla strada regionale Postumia, in località Pradipozzo, il tragico incidente. Un boato violento sentito dalle famiglie residenti nella zona a qualche centinaia di metri. Immediato l'allarme. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare a lungo per riuscire a liberare il trentenne dalle lamiere accartocciate, gli uomini del 118 e i carabinieri. Il giovane era molto conosciuto in paese, viveva assieme ai genitori, la mamma ed il papà invalido. In via Suzzolins abitano anche i parenti di Luca. Da questa mattina è stato un via vai di amici e familiari che si sono stretti attorno ai genitori del trentenne. Lavorava in una concessionaria, amava le auto ed era sempre molto attento alla guida. Quella strada la faceva spesso, fidanzato con una ragazza di Oderzo, percorreva la Postumia quasi ogni sera. Forse un malore o un colpo di sonno fra le cause del drammatico sinistro. L'auto ha sbandato in un rettilineo, nessun segno di frenata, le ruote della macchina sono finite sul ciglio erboso, poi lo schianto. Una scena terribile ai primi soccorritori, Luca incastrato fra le lamiere che non gli hanno lasciato scampo, il muro divelto, a terra i segni dell'ennesima tragedia della strada.